Quest'anno, nonostante che è stato un anno di crisi, siamo molto contenti del risultato che abbiamo avuto. Un leggero aumento, non un granché, un 3,9% in più di traffico sulle Seychelles, e credo che sia il risultato di un buon lavoro di marketing e di immagine che ha questo bellissimo paese nell'Oceano Indiano. Quest'anno abbiamo operato 2 voli dall'Italia, uno da Milano Malpensa e uno da Roma Fiumicino, con la possibilità di partire e ritornare su ambedue le città, offrendo i voli di avvicinamento compreso nelle tariffe da tutta Italia con i voli Alitalia ed Air One. Seychelles, le isole Seychelles, isole magiche che si trovano in bel mezzo dell'Oceano Indiano, l'unico arcipelago al mondo che è composta di isole granitiche e bensì anche delle bellissime isole coralline. Siamo un mix tra il nostro competitor al nord, le Maldive, e quella del sud, le Mauritius. Le Seychelles tutt'oggi ha una ricchezza tra le mani che molto probabile qualche anno fa non ce ne accorgevamo. Una natura incontaminata. Oggi che si parla tantissimo del nostro ecosistema, del nostro ambiente, il tutto ciò Seychelles ha da offrire. Abbiamo anche aumentato la nostra flotta dai 3 aerei dell'inizio di quest'anno, siamo arrivati a 5 Boeing 767, così abbiamo anche la possibilità di aumentare con nuove linee in altri paesi. Quindi io credo che con la fine della crisi avremo un ancora migliore ritorno sul turismo che va verso le Seychelles. Seychelles è una destinazione per le famiglie, per le vacanze, per i viaggi di nozze, per anche direi gli anniversari e perché no, direi, concludiamo bene, una cosa per tutti quanti. Alle Seychelles poi è un fantastico hub dove offriamo 2 voli settimanali per Sudafrica, Johannesburg, che è molto apprezzato dagli italiani, e anche questo quest'anno ha aiutato molto a darci questo incremento. Io credo che molta gente va alle Seychelles con noi perché noi abbiamo gli unici voli dall'Italia senza scalo, cioè il passeggero non ha soste intermedie tra l'Italia e le Seychelles, con un volo breve di 8 ore e mezzo da Roma e 9 ore e un quarto da Milano. Stiamo per terminare un anno che è stato molto difficile, un anno per crisi per tutti quanti, ma grazie a questo mercato l'Italia ci ha ascoltato, l'Italia ci ha di nuovo scoperto. Noi abbiamo fatto la bellezza di un 13% in più rispetto all'anno scorso, questo grazie alle nostre strutture, le 5 stelle lusso, 5 stelle, 3-4 stelle, ma molto in più c'è stato le famose guest house, le cosiddette dagli italiani piccole case con piccoli giardini, quindi è una destinazione per tutti quanti, per ogni tasca. Ben venga, venite a trovarci alle Seychelles, vi aspettiamo.